Se vogliamo parlare di Morenica, è nata 4 anni fa dall'idea di un nostro amico, simpatizzante, socio Andrea Grazzi, che ci ha proposto questa manifestazione, oltre a quelle già che facciamo come il Motograna, la gara d'enduro e così. E l'idea l'abbiamo colta con molto piacere e molto entusiasmo. Ci siamo amalgamati già nel suo staff organizzativo e oggi vediamo un risultato di 300 e passi iscritti che giungono da tutte le parti d'Italia, in aggiunta anche dalla Svizzera. Per noi è stato un motivo di orgoglio e lo scopo è anche quello della beneficenza. Non vorrei essere venale nel dire, ma in 3 anni di Morenica abbiamo già versato più di 15.000 euro in beneficenza negli ospedali per la raccolta, per l'acquisto di un cercavene per l'ospedale pediatrico di Asola, quello di Mantova. Abbiamo spaziato, abbiamo cercato di portare un po' di beneficio a tutti, dal gattile, il canile, alle associazioni onlus, un po' dappertutto. Insomma, questo è il Motoclub Mincio, questa è la Morenica. Sono in arrivo 330 moto, ovviamente 330 moto storiche di tutte le marche, con dei piloti anche professionisti. Quest'anno abbiamo avuto l'onore di avere con noi Franco Picco, noto dakariano, facciamo meno di descriverlo. Abbiamo avuto De Megni, abbiamo avuto dei personaggi anche del mondo dello spettacolo come Roberto Parodi, siamo onoratissimi. Noi non pensavamo mai di arrivare a questi livelli di manifestazione. Diverse le novità di quest'anno, ma veramente tante. La prima ha partecipato con delle moto elettriche 2 ragazze del gruppo Donne in Sella e proprio abbiamo voluto mettere in contrasto il presente col passato. E altra novità, abbiamo ampliato già un progetto pilota dell'anno scorso che era il fatto di portare in giro ragazzi con disabilità. Abbiamo fatto un percorso ovviamente meno impegnativo, ma 11 atleti, chiamiamoli così, li abbiamo accompagnati e portati per questo percorso. La nostra associazione si occupa di sport integrato per ragazzi con disabilità. Abbiamo circa 100 atleti su diverse discipline sportive, calcio, nuoto, golf, triathlon, rugby, equitazione. Siamo l'unica realtà onlus a livello europeo a proporre attività motoristiche, per cui andiamo con i ragazzi in pista, con i go-kart, e oggi siamo riusciti per il 2° anno a partecipare a questo bellissimo evento grazie al Motoclub Mincio e agli amici della Morenica. Il nostro equipaggio era composto da un pilota esperto e da un nostro atleta con disabilità a seguito. Abbiamo disegnato un tracciato un po' più semplice, un po' più breve, ma che comunque ha partecipato attivamente a quello che è la manifestazione Morenica. La manifestazione tocca diversi comuni, sia della provincia di Mantova che di Brescia. Mantova, ovviamente la partenza volta a Mantovana, siamo passati per Cavriana, Solferino, Castiglione delle Stiviere. Poi siamo entrati nella provincia bresciana toccando Lonato, siamo passati sotto la torre ovviamente della battaglia e poi via fino ad arrivare a Monzambano per poi rientrare di nuovo qui.